Allora, penso che possiamo iniziare. Speriamo che venga ancora qualcuno, ma il tempo non è molto favorevole. Comunque, pazienza, noi adesso iniziamo. Allora, oggi il relatore è il professor Giovanni Petrillo, già professore ordinario di chimica organica presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova. E, e oggi ci parlerà. Volevo dire anche una cosa, oltre che essere, ha sicuramente fatto ricerca nel campo della chimica organica, didattica nel campo della chimica organica, ma si è anche interessato di altro. Per esempio, fa parte del comitato del Museo di Chimica che è presso il Dipartimento di Chimica, e ha sempre fatto anche divulgazione scientifica, parlando in diverse conferenze, anche al Festival della Scienza e quant'altro. Oggi ci presenta una relazione, una conferenza, diciamo dal titolo abbastanza così intrigante, potremmo dire, chimica, chimici artisti e artisti chimici. Scienza e arte qualche volta sembrano essere due termini antitetici. In realtà potremmo dire di no, ma che hanno insieme accompagnato scienza e la chimica in particolare, o come parte di essa, e l'arte hanno accompagnato un po' lo sviluppo della civiltà, della nostra civiltà. Ci farà sicuramente qualche bel esempio, noi siamo curiosissimi di vedere che cosa ci racconterai, e penso che sia che di poterti lasciare la parola. Prego. Grazie Adriana, e ovviamente ringrazio tutta l'Accademia, le persone ovviamente della Presidenza, Vicepresidenza, Segretario, e per avermi invitato, diciamo, per questo seminario, a cui tengo molto perché non sono un artista, sono un chimico, però ho coordinato per 6 anni un corso di laurea magistrale in metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Quindi mi sono interessato di arte, di beni culturali, e effettivamente ho trovato molto intrigante, interessante, ma non si può fare tutto, uno fa una scelta e poi segue quella scelta, però diciamo sono cose ovviamente molto intriganti e sono poi in definitiva il patrimonio nostro, no? Sono le nostre radici, l'arte in fondo è le nostre radici. Dunque, questo seminario, questo titolo va inquadrato nell'ambito di quella che è, si diceva che funzionava? Ecco, che è più in generale, diciamo, il rapporto simbiotico tra chimica e arte, un rapporto virtuoso, necessario, indispensabile, dinamico, di cui, diciamo, non possiamo fare a meno. Come ha un pochino allargato, diciamo, il quadro la professoressa Saccone, in realtà il rapporto è scienza ed arte ed è un connubio ovviamente simbiotico, ma io sono chimico, quindi alla chimica mi limito più in particolare. Ora, arte, che cosa possiamo definire come arte? In realtà è l'attività dell'uomo che testimonia il suo talento inventivo, la sua capacità espressiva, quindi nella realizzazione di un'opera il cui valore, che può essere estetico, può essere di contenuto, non è dipendente in fondo dal suo possibile utilizzo. Cioè, in definitiva, è anche, forse soprattutto, divertimento o puro piacere di realizzare qualcosa di originale, oppure di realizzare qualcosa in modo originale, anche se magari di nessun significato pratico, ma poi in definitiva una ricaduta, un riscontro pratico c'è praticamente sempre. E allora, diciamo, parliamo di architettura, pittura, scultura, grafica, danza, musica, poesia, letteratura più in generale, recitazione. E la chimica? È arte la chimica? Beh, diciamo che anche la chimica condivide lo stato d'animo, no, di divertirsi creando qualcosa di bello o di originale. Ora, un esempio, tra tanti che se ne possono fare, ma ovviamente il tempo è relativamente limitato, guardate queste figure, il caso delle molecole antropomorfe.
Ecco, questi non sono disegni, non è grafica, sono molecole, sono strutture molecolari di una decina di anni fa, nanopuziani si chiamano, come sintesi tra nanometro, cioè l'unità di misura di lunghezza che è diciamo dell'ordine di grandezza delle macromolecole, e lilipuziani, cioè gli abitanti di quella città fantastica di Lilliput, ovviamente dei viaggi di Gulliver. Bene, diciamo che non sono state sintetizzate, quindi costruite chimicamente con una serie di reazioni organiche essenzialmente, per gioco, ma diciamo grazie all'inventiva di due ricercatori, no? Qui è chiaro, somigliano il più abbastanza ad una coppia di ballerini, non per gioco, ma nell'ambito di un progetto per la divulgazione della chimica ai ragazzini, ai più giovani. E sono strutture in cui chi non ha diciamo dimestichezza con la chimica deve vedere diciamo atomi di carbonio ad ogni angolo, ad ogni spigolo, ad ogni terminale, legato a tanti atomi di idrogeno quanto basta per soddisfare la capacità di legarsi dell'atomo di carbonio che è pari a 4. E poi ci sono due atomi di ossigeno espressi perché non si esprimono in queste strutture soltanto carbonio e idrogeno. Beh, memorizzate, imparate perché nelle 600 diapositive successive ce ne saranno ancora di strutture. Allora, possiamo modificarli perché se per caso il ballerino avesse freddo possiamo mettergli anche un cappello in testa e questo cappello può essere di diverse forme, quindi possiamo fare un nano panettiere, un nano berretto verde, un nano accademico, quindi ci si può sbizzarrire. È tutta chimica organica, chimica di sintesi ovviamente. Il processo è relativamente lungo, comporta diversi stadi, ma non è particolarmente complicato dal punto di vista, diciamo, della sintesi chimica. Possiamo anche irrigidire un po' la struttura, quindi inserendo qualcosa, diciamo, nel corpo di questo nanopuziano e possiamo anche renderlo un calciatore se gli mettiamo accanto questa palla, questo pallone che è effettivamente una sfera sfaccettata composta unicamente da atomi di carbonio, è un C60, 60 atomi di carbonio, si chiama fullerene ed è una forma allotropica del carbonio scoperta una quarantina d'anni fa, quindi in epoca, sì, quarantina d'anni fa, in epoca piuttosto recente, accanto a quella che sono le due forme allotropiche principali del carbonio, che sono grafite e diamante. E quindi, diciamo, questa è senz'altro, no? Una forma di arte nella chimica perché è frutto dell'inventiva di un pool di ricercatori che ha messo a punto questa sintesi per il divertimento essenzialmente dei ragazzini. Ora, più che artista in sé, il chimico forse è un artigiano, no? Perché è in grado di produrre oggi, con le conoscenze attuali, un numero infinito di composti o molecole di diversa forma, grandezza, natura, composizione atomica, che poi sono utilizzate praticamente in tutti i campi dell'attività umana, da medicina, tecnologia, alimentazione, agricoltura, ambiente e anche ovviamente ai beni culturali e quindi all'arte. Ora non voglio spaventarvi con questa immagine, sono riportate le formule molecolari di un certo numero di composti di origine naturale, cioè sintetizzati da organismi vegetali o marini o animali terrestri o marini, che ovviamente hanno un preciso scopo per il funzionamento dell'organismo che li produce. Bene, sono praticamente tutte sostanze che
possono essere utilizzate per l'uomo, essenzialmente come medicinali, quindi come farmaci, e però la cui estrazione naturale è complicata da diversi fattori, tra i quali il fatto che, per esempio, sono prodotti in piccole quantità dagli organismi che li producono e quindi non è troppo praticabile l'uso per isolamento, per estrazione da questi organismi. E allora il chimico si è impegnato in quella che si chiama sintesi totale, che vuol dire partire da molecole piccole che si possono comprare tranquillamente dalle ditte che vendono composti di base, si mette in laboratorio e piano piano costruisce queste strutture, la cui complessità in alcuni casi è drammatica. Guardate per esempio quelli in azzurro, che sono sostanze di produzione marina. Tra l'altro adesso il pointer non funziona, ma la palitossina, quella sulla destra azzurra, è la sostanza organica di natura non proteica più velenosa, più tossica nota ad oggi, prodotta da un organismo marino. Bene, si sono messi lì in laboratorio e sono riusciti a sintetizzare tutte queste molecole. C'è una linea del tempo, ovviamente, e questo è un artigianato estremamente fine, no? Un artigianato che ha messo a disposizione dell'uomo per i suoi bisogni tutta una serie di molecole che vengono tuttora, le penicilline, il tiostrepton in medicina. Segnalo in alto a destra, in verde, c'è il tassolo, ecco quello lì, che col nome di paclitaxel è tutt'oggi uno dei chemioterapici più importanti per la cura di certe forme tumorali. Quindi è un artigianato senz'altro fine, che va riconosciuto in definitiva come una forma d'arte. Vi assicuro che per alcune di queste sintesi totali, il tassolo in particolare, ci sono voluti 20 anni di studio, ci sono arrivati più gruppi di ricerca quasi contemporaneamente, ma è stato un lavoro lungo e certosino. Ci sarebbe tantissimo da dire, ma non mi dilungo di più. Allora, se la chimica è anche una forma d'arte, parliamo più nello specifico di chimica nell'arte invece. Cioè, è ovvio che c'è chimica nell'arte, perché la chimica è tutto, è dappertutto, per cui qualunque cosa noi tocchiamo o vediamo in giro è chimica. E quindi c'è chimica nell'arte. Prendiamo per esempio come forma artistica la pittura. Beh, un'opera pittorica è molto complessa, caratterizzata da una successione di strati sovrapposti, e il suo aspetto estetico non dipende solo da quelle sostanze che impartiscono il colore, cioè quello che sono più appariscenti per il pubblico, per l'osservatore, ma dall'interazione anche con con altri materiali. Questo è più o meno quello che ha di fronte un pittore quando si accinge a compiere, diciamo, un'opera, un dipinto. Il supporto può essere tavola, muro, carta, tela, poi uno strato di colla che deve far aderire lo strato di preparazione, che può essere gesso o biacca. Della biacca riparleremo. Sopra un disegno preparatorio, cioè uno schizzo con un carboncino per delineare diciamo, grandi linee, il disegno. Sopra uno strato di imprimitura che serve ad accogliere poi i vari strati di pigmenti o lacche che vengono depositati strato per strato utilizzando opportuni leganti. Cioè, parlo di pigmenti e dopo, tra breve, parleremo di coloranti. I pigmenti sono sostanze di origine minerale, quindi di natura inorganica, minerali che vengono finemente pestati e poi dispersi in un opportuno mezzo
illegante, un mezzo trasparente ovviamente. Anticamente erano leganti, diciamo, acquosi. Più recentemente, dal 1400-1500 in poi, in realtà si è affermato come legante l'olio di lino, ma non solo, olio di noce o altri. Sopra questa serie di strati di pittura ci può essere poi uno strato trasparente, una vernice che ha funzioni protettive oppure ottico-estetiche. È ovvio, immaginatevi, tutto questo è materiale a cui la chimica contribuisce per fornire al pittore, all'artista, quello di cui ha bisogno. Non da meno la tintura di un tessuto, per esempio la produzione di un arazzo, anche qui abbiamo bisogno di un supporto che può essere lana, seta, cotone, anche una fibra artificiale, e poi di coloranti. Ora distinguo pigmenti e coloranti che a volte vengono usati come sinonimi in maniera errata, perché i pigmenti, come ho detto, sono di natura inorganica, cioè sono dei minerali, mentre i coloranti sono generalmente di natura organica. Quindi sono i due mondi, diciamo, non contrapposti, perché la chimica è una, ma due mondi diversi, diciamo, dello stesso, due facce diverse, diciamo, dello stesso ambito. Lacche, tanto per precisare i termini che uso, i coloranti non sono utilizzati soltanto per la tintura, ma possono diventare pigmenti, cioè il colorante può essere fatto assorbire su un supporto inerte, potrebbe essere talco per esempio o gesso, e una volta assorbito questo viene trattato come un pigmento, cioè disperso in un mezzo e utilizzato per diciamo uno di quegli strati di pittura che vedete lì. Quindi diventa in questo modo una lacca e quindi può essere utilizzato anche su una tela, su un quadro. Bene, questo è soltanto un elenco di coloranti, tutti di origine naturale, quindi di estrazione o da organismi vegetali, come è mostrato in questa diapositiva. Vi faccio notare soltanto in particolare l'indaco, il guado, che hanno un colore blu, diciamo il colore blu è particolarmente prezioso nell'arte, o la robbia, la rubia tintorum, rosso, oppure anche spezie come zafferano, curcuma, utilizzate come coloranti. Di origine animale, il kermes, la cocciniglia, il giallo indiano e il famoso porpora di Tiro. Ora, diciamo, rossi e blu sono tra i colori più pregiati nella tintura, fin dall'antichità. L'indaco può essere, l'abbiamo ricordato nella diapositiva precedente, estratto da due specie vegetali che possono essere l'indigofera o l'isatis, la rubia tintorum da un'altra specie vegetale e il porpora di Tiro dal mollusco che abita questa conchiglia, il Murex brandaris, e sono coloranti utilizzati fin dall'antichità. Il problema, ovviamente non entro nei dettagli, ma il problema per esempio del porpora di Tiro è che è estremamente prezioso, perché per estrarre da questi sfortunati molluschi una quantità sufficiente a tingere una toga, ci sono necessarie migliaia di conchiglie, e quindi si può ben immaginare come fosse prezioso anticamente e come solo i magistrati oppure chi tornava vincitore da una campagna, da una guerra a Roma, potesse indossare una toga tinta con il porpora di Tiro. Va bene, la chimica cosa ha a che fare con questo?
a parte mettere a punto processi di estrazione. Beh, nel 1838 nasce Harry Perkin, insignito poi del titolo di baronetto dalla regina. Allora, un farmaco particolarmente importante era il chinino, perché la malaria imperversava ovviamente un po' in tutto il mondo. E il principio attivo del chinino è la chinina, che è quella formula di struttura che vedete lì. Vedete, rispetto a prima, a parte l'ossigeno, a cui va indicato necessariamente l'idrogeno attaccato, altrimenti uno non capisce esattamente come finisce la formula, e anche atomi di azoto indicati con la N di nitrogen, cioè l'iniziale del nome azoto. Eh, Ora Perkin aveva a disposizione ovviamente era di estrazione e proveniva dall'Estremo Oriente in particolare, quindi l'approvvigionamento non era semplicissimo e l'impegno era quello di poter sintetizzare la chinina. Perkin, che si accosta giovanissima alla chimica, era un amante della chimica, frequentava laboratori anche di professori di notevole fama del tempo, aveva a disposizione del materiale che conteneva quella molecola che vedete lì, un pochino più semplice, un derivato dell'anilina, e ne aveva tanto a disposizione perché veniva dai residui di olio lampante, quello che veniva utilizzato per l'illuminazione, per esempio, delle strade. Beh, quello è un C10 come numero di atomi di carbonio, quello sopra, la chinina, l'obiettivo, un C20. Dice Perkin, hai visto mai che magari metto a bollire un po' di questo residuo che contiene questo derivato dell'anelina, ci mando un pochino di ossigeno e magari viene fuori dell'acqua, ottengo la chinina. Beh, per esperienza questa è un'idea un pochino naif, era abbastanza difficile che la cosa gli riuscisse e infatti non ottiene la chinina, ottiene questa roba, determinata poi strutturalmente successivamente. Questa roba colorava tutto intensamente di viola. E questo è un po' uno di quei risultati che un termine anglosassone chiamiamo un risultato di serendipity, no? Cioè di occasionalità, cioè qualcosa che non ti aspetti, che ti capita tra le mani e tu devi essere bravo però a riconoscere che ha una sua importanza, che ha un suo significato. Bene, questo è il porpora di anilina o mauveina, perché diciamo la colorazione che impartisce è simile a quella dei fiori di malva. Perkin ha capito l'importanza che poteva avere questa sua scoperta, diciamo questo composto che si è ritrovato tra le mani, e è stato anche un abile industriale perché ha sviluppato la sintesi a livello industriale, ha anche inquinato mezza Inghilterra, perché l'inquinamento non è solo questione di oggi, ma è una questione ben radicata nel tempo, e ha saputo sfruttare questo primo colorante di sintesi nel 1856. Quindi Perkin quanti anni aveva? 18 anni. Era così quando si è ritrovato tra le mani il Malva. E quello che dicevo agli studenti quando insegnavo è datevi da fare perché siete ancora in tempo, quindi potete sempre ripetere quello che è accaduto, diciamo, a Sir Henry Perkin. Bene, questa è un'immagine che trovate facilmente in internet, una veste di seta della metà dell'Ottocento, tinta con la malva di Perkin, alcuni riferimenti
di letteratura dicono che non se ne poteva più perché si vedeva si vedeva malva dappertutto, si andava in giro, le donne andavano in giro praticamente vestite soltanto di abiti color malva. Perché? Perché l'imperatrice Eugenia di Francia, che era a quel tempo una leader nella moda, cioè oggi diremo un influencer, si era convinta che il malva ben si accoppiava con il colore dei suoi occhi, quindi aveva adottato il malva per il suo abbigliamento, e per non rimanere da meno anche la regina Vittoria ovviamente la segue, e quindi il malva diventa effettivamente il colore del tempo, no? E questo ha arricchito notevolmente il Perkin, che è stato, diciamo, da questo punto di vista, un ottimo industriale. C'è anche un altro fattore che, come senz'altro saprete, vedete queste gonne larghe, queste vesti larghe, perché? Perché sotto c'erano le crinoline che tenevano queste vesti distanti, diciamo, dal corpo, e sono intelaiature, diciamo, di fili di acciaio, e ovviamente però moltiplicavano la stoffa e quindi moltiplicavano la quantità di colorante che doveva essere utilizzato, a tutto vantaggio delle tasche di Perkin. E diciamo l'anilina che vediamo, ecco, l'anilina, scusate, il malva, il violetto di Perkin o mauveina, che è stato il primo capostipite, ha dato poi origine a questo albero dei coloranti di sintesi. Tra il 1856 e il 1920, diciamo, ne sono stati sintetizzati, variando condizioni e ovviamente materiali di partenza, un numero infinito. Questo è stato un sconvolgimento a livello sociale, perché ciò che prima era consentito soltanto alle classi più abbienti, cioè colorare una veste con un colore di estrazione naturale, adesso era consentito anche, diciamo, ai poveri, tra virgolette, quindi tutti si potevano permettere più o meno qualsiasi tonalità. E quindi in pratica il 1856 è l'anno di inizio dell'industria chimica per quanto riguarda perlomeno i coloranti, ma non solo, perché qui c'è il blu di metilene. Che cos'è il blu di metilene? Ha questa struttura. È un sale, come d'altronde anche la mauveina, quindi diciamo la combinazione tra uno ione positivo e uno ione negativo. Ora, il blu di metilene, vedete, c'è zolfo, c'è lo ione cloruro come ione negativo, c'è sempre l'azoto, ovviamente. Il blu di metilene ha fatto un po', in pratica ha consentito l'assegnazione del Nobel, non esclusivamente, diciamo, ma è stato per lui, per Paul Ehrlich, un notevole aiuto. Perché? Perché Ehrlich si è interessato alla selettività dei coloranti per specifici organi, tessuti, cellule, e effettivamente ha potuto constatare che c'erano reazioni diverse delle cellule di diversi tessuti con alcuni dei coloranti che nel frattempo venivano messi a disposizione dell'utenza. Non solo, ma visto che c'era interazione con i tessuti, ha pensato, ma questa interazione potrebbe servire per avere uno scopo terapeutico? Ebbene, proprio per il blu di metilene è riuscita a stabilire che poteva uccidere il parassita della malaria. Quindi il 1856 in fondo è l'anno d'inizio per l'industria chimica non solo dei coloranti, ma anche dei farmaci. E in definitiva si chiude un ciclo, un anello, no? Perché se Perkin aveva iniziato cercando di sintetizzare
il farmaco per la malaria, cioè la chinina, ha sintetizzato un colorante, ma poi il tutto è ritornato perché uno di questi coloranti, il blutimetilene, serviva proprio per, come diciamo, antidoto come farmaco contro la malaria. Qui ci sarebbe molto più da dire, ma non posso andare troppo in profondità. Bene, il Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1908 per il contributo che Paul Ehrlich ha dato all'immunologia. Poco tempo fa c'è stata questa intervista con il fisico Piero Martin. Gli errori difficilmente si riconoscono se li si commette, è più facile stigmatizzarli se è qualcun altro che li commette. Però non solo errare humanum est, ma dall'errore si impara e si può imparare molto, forse più dall'errore che dal successo. E quindi, diciamo, la ricerca non è infallibile, è costellata da errori e che però in molti casi hanno consentito di fare passi avanti nella conoscenza, più di quanto magari il successo che uno si aspettava. Vedi Perkin. E Colombo cercava la Cina, ha scoperto l'America, Perkin cercava un farmaco e ha trovato un colorante. Ora, eh, abbiamo parlato di coloranti, parliamo di pigmenti. Queste sono soltanto alcune tavole che vi mostro velocemente per farvi notare qual è diciamo, la numerosità dei pigmenti che gli artisti potevano usare in varie epoche, non tutti disponibili ai primordi, diciamo, della pittura. Quindi qui ci sono i neri, ci sono i marroni, qui ci sono i blu importantissimi per la pittura, qui ci sono i verdi, i rossi, i bianchi, i gialli. Bene, diciamo soltanto così una vista veloce, però se qualcuno di voi volesse fosse interessato e volesse approfondire di più le conoscenze sui pigmenti, c'è un libretto neanche tanto, diciamo, tanto voluminoso e spesso, pubblicato nel 2012 dall'emerito chimico-fisico Adriano Zecchina, Alchimie nell'arte, in cui fa la storia dei pigmenti che i pittori hanno avuto a disposizione nelle diverse epoche. Lui si diletta anche di pittura e quindi ovviamente era interessato a queste problematiche. Quindi in pratica delinea come il progresso della tecnologia abbia influenzato la creatività anche degli artisti. Perché se io non ho a disposizione un verde, come è stato per diverso tempo, il mio dipinto mancherà di qualche tonalità. Quando il verde mi viene messo a disposizione, allora diciamo la mia creatività senz'altro si amplia. Va bene, è un libro che si legge molto facilmente e che vi consiglio senz'altro. Eh, ecco, a proposito di pigmenti, però, dobbiamo frenare un attimo perché questo rapporto tra chimica ed arte è a volte un rapporto malsano. Ora, come sfondo avrete notato qualche cosa di un po' sfocato, no? Bene, qual è lo sfondo? È la tavolozza di Mendeleev. Ora, credo tutti sappiamo cos'è la tavola di Mendeleev, la tavola periodica degli elementi. Questa tavolozza è un'idea di una collega del Dipartimento di Chimica in cui in pratica raffigura con questi schizzi di colore quali sono, stiamo parlando di pigmenti, quindi di minerali, quali sono gli elementi più rappresentati come componenti di pigmenti utilizzati per diciamo, la pittura. E potete leggere, è un po' piccolo, ma potete leggere magari anche diciamo, i tipi di pigmenti caratterizzati da una certa tonalità, però quello che voglio farvi notare è che tra questi elementi abbiamo alcuni elementi pesanti, cromo, cobalto,
cadmio, mercurio, piombo, arsenico, che se dovessimo dire non sono molto per la salute dell'uomo, no? Sono metalli pesanti, pericolosi, soprattutto in alcuni loro composti. Eppure gli artisti, i pittori usavano questi i minerali, diciamo, centrati su questi elementi perché erano quelli disponibili. Faccio un esempio: il cadmio, che diciamo scoperto in qualche modo da Stromeyer perché era diciamo, sporcava la calamina, che è un minerale dello zinco, ed è stato poi isolato nel 1817. Ne sono state valutate le proprietà chimiche, quindi sono stati sintetizzati diversi composti, diversi diciamo sali, ossidi, finché è venuto fuori questo solfuro di cadmio dal bellissimo color giallo. E questo ha dato l'avvio all'uso dei sali di cadmio nella pittura. Questo, diciamo, il solfuro di cadmio sarebbe di per sé rosso, però se c'è qualche impurità di zinco diventa sempre più giallo, e se c'è, quindi per esempio Monet lo ha utilizzato in questo dipinto, e se c'è un'impurità di selenio diventa sempre più rosso, e quindi abbiamo l'utilizzo per esempio nell'Urlo di Munch e in questo dipinto di Matisse. Ma il cadmio è comunque uno di quegli elementi pesanti nocivi per l'uomo. Gli artisti erano consapevoli di questa pericolosità? Beh, diciamo che per quello che ne sappiamo noi, già alla fine del 1300, Cennini, nel suo libro dell'arte, che in pratica era il più importante trattato sulla pittura nell'arte italiana, e non solo italiana, parla dell'orpimento. Orpimento è la sintesi tra oro e pigmento, cioè dava un risultato ottico simile all'oro. Dice: guardate che questo colore artificiale fatto dall'alchimia, cioè quindi sintetizzato, allora si parlava di alchimia e non chimica, è tossico. Guardati da imbrattartene la bocca che non ne riceva danno la persona. Ma perché? Perché gli artisti, che non erano coscienti di questa pericolosità, umettavano magari il pennello con la lingua, con la saliva, oppure avevano, diciamo, la loro tavolozza con questi pigmenti dispersi appunto nell'elegante, e magari sulla tavolozza o sul dipinto stesso, ma ci mangiavano anche intanto che dipingevano, con la contaminazione che ne poteva derivare. Quindi non c'era tutta questa coscienza. E il pigmento, l'orpimento, è solfuro di arsenico, quindi diciamo senz'altro non una sostanza che consiglierei di assumere. Tant'è vero che diciamo di problematiche dovute all'uso di pigmenti tossici hanno sofferto diversi autori, tutti ben noti. Per esempio il cromato di piombo, che è quello dei girasoli di Van Gogh, che tra l'altro vira nel tempo, imbrunisce nel tempo, non è particolarmente stabile. Sembra che sia responsabile già, diciamo, di qualche problema di salute di Van Gogh, o addirittura essere all'origine della cecità di Monet. Oppure l'aceto arseniato di rame, un verde smeraldo, anche qui problemi neurologici, tanto per cambiare Van Gogh, oppure potrebbe aver causato il diabete di Cézanne. O ancora c'è chi suggerisce che l'artrite reumatoide di Renoir e una malattia della pelle di Klee possano essere derivati dall'impiego di colori contenenti appunto metalli pesanti come mercurio, arsenico, piombo, cadmio, cromo. Saturnismo. Parlo del saturnismo perché mi interessa il piombo, ovviamente intossicazione da piombo, intossicazione cronica, la cui sintomatologia può essere diversa, più o meno grave. Saturnismo perché da Saturno, perché anticamente l'alchimia associava
diciamo, il piombo al pianeta Saturno e diciamo, il simbolo è quello che vedete circondato di rosso. Ora ne soffrivano i romani, che usavano abbondantemente il piombo, per esempio conservavano il vino in botti di piombo, utilizzavano piatti di piombo e l'ipotesi che è del tutto plausibile è che alcuni bravi ragazzi, come li chiamo io a lezione, tipo Nerone, Caligola o quant'altri, che soffrivano decisamente di schizofrenia o comunque di qualche problema mentale, lo dovessero proprio all'avvelenamento da piombo, a una forma di saturnismo. Anche qui ci sarebbe da andare un pochino più in dettaglio, ma qui non me lo posso permettere. Ovviamente i pittori erano colpiti dal saturnismo. Goya, per esempio, che usava inumidire i pennelli con la saliva, anche Caravaggio, che, come vi dicevo, insieme ad altri, posava il cibo sui quadri e quindi in pratica si mangiava bocconi avvelenati, o lo stesso Van Gogh. Ora, era difficile fare a meno del piombo perché, a parte il cromato di piombo, appunto il sale che utilizzava, il minerale che utilizzava Van Gogh per i suoi girasoli, o altri derivati composti del piombo, come il giallo Napoli o il minio, che era molto utilizzato, c'è la biacca, cioè il carbonato basico di piombo, carbonato di piombo e idrossido di piombo. E ho detto, tenete presente la biacca, perché la biacca era dappertutto, era utilizzata praticamente in tutte le preparazioni pittoriche. E come se ne faceva a meno? Fino ad una certa epoca non si è potuto farne a meno, coscienti più o meno che i pittori fossero di questo problema. E allora interviene, diciamo, la coscienza di queste cose comincia in definitiva nell'Ottocento e quindi tra l'Ottocento e il Novecento si comincia a ridurre l'uso per quanto possibile, di pigmenti tossici, ma qui interviene la chimica perché pone un'alternativa alla bianca, per esempio il bianco di zinco, riconosciuto come elemento nel 1747, anche se lo zinco, diciamo in lega, quindi come ottone era ben noto anche, fin dall'antichità, e fine XVIII secolo l'introduzione del bianco di zinco come pigmento, quindi con la possibilità di utilizzarlo anche per lo strato di preparazione in un'opera pittorica. Dalla metà poi del XIX secolo, quindi nel 1800, comincia la produzione industriale, oppure il bianco di titanio che viene un pochettino dopo, isolamento del metallo puro del titanio nel 1910, produzione massima dell'ossido del 1920 e questo è, diciamo, ha meglio del bianco di zinco la titana o biossido di titanio ha sostituito appunto la biacca come per la preparazione dello strato di preparazione di un'opera pittorica. Non è completamente esente da problemi, anche qui dovremmo andare un pochettino più a fondo, ma senz'altro non ha la pericolosità del piombo e non è responsabile di saturnismo. Qualcos'altro che ha a che fare con problemi legati alla chimica lo possiamo cercare in questa ricerca della fata verde. Che cos'è la fata verde? È l'effetto euforico e stimolante dell'assenzio. L'assenzio che è un distillato diciamo di un'erba e che ovviamente ha questi problemi senza arrivare a problemi più drammatici come altri diciamo preparati o droghe, ma Oscar Wilde, questa è la connessione con l'arte, così descrisse, che evidentemente come tanti altri beveva assenzio, così descrisse l'effetto. Dopo il primo bicchiere vedi le cose come vorresti che fossero. Dopo il secondo vedi le cose come non sono e dopo il terzo vedi come sono realmente, questa è la cosa più orribile
del mondo. Bene, e il responsabile principale dell'effetto, diciamo, euforizzante, stimolante e poi depressivo alla fine dell'assenzio è questa molecolina abbastanza semplice che è un olio essenziale terpenoidico, è il tuione. Vedete, pochi atomi, c'è un atomo di ossigeno e poi carbonio e idrogeno. Qui gli atomi di idrogeno sono comunque espressamente indicati, non è un peccato, si possono indicare o meno quelli legati al carbonio. Artisti che si improvvisano chimici. Beh, Yves Klein ha avuto una vita breve, intensa artisticamente, è pioniere di questo movimento Nouveau Realisme e anticipatore della body art, ma verrà ricordato perché ha creato un nuovo colore. Questo è un esempio in pratica di produzione di body art, se vogliamo, cioè, anche se non è chiarissimo, spennellava il corpo di modelle essenzialmente, di figure femminili col blu, e poi queste modelle si poggiavano sul substrato, sulla tela, quant'altro, e rimaneva impressa, diciamo, l'immagine negativa. Nella sua prima produzione usa e produce, diciamo, tele monocromatiche blu, perché lui era particolarmente affezionato al blu, cercando di far sì che questo colore mantenesse la luminosità e la brillantezza nel tempo. Però, come si diceva, viene ricordato per aver sintetizzato un blu particolare. Il blu oltremare, che era uno dei blu, diciamo, che è stato uno dei blu più utilizzati e anche più costosi finché di derivazione naturale, cioè come lapislazzuli, quindi come minerale, fino a che non è stato poi sintetizzato, anche se l'oltremare di sintesi non ha le stesse caratteristiche del lapislazzuli. Comunque lui era innamorato del blu e ha messo a punto un procedimento chimico per sintetizzare un blu vellutato resistente a variazioni ottiche e cromatiche nel tempo. Perché? Perché nel 1955 è entrato in contatto con una resina sintetica impiegata come fissativo, ma aveva intuito, ecco perché si è improvvisato chimico, come ho indicato nella diapositiva precedente, che questa resina diluita con etanolo e acetato di etile, quindi due solventi organici, e unita, cioè disperdendoci polvere di blu oltremare sintetico, poteva generare questo blu. E nel 1956, con l'aiuto di un chimico francese e di un titolare di un colorificio, ha sintetizzato, cioè ha trovato dopo esperimenti il colore definito come Blue Klein, un blu oltremare intenso che l'artista definì l'espressione più perfetta del blu. E questa è un'opera in cui ha utilizzato questo suo blu di sintesi. Ma ce n'è un altro artista vivente, Anish Kapoor, di origine indiana. Nel 2014 questa ditta brevetta per scopi aerospaziali. Ricordatevi che spesso e volentieri i materiali usati per la chimica non sono espressamente ideati, scusate, per l'arte, non sono espressamente ideati per l'arte. Hanno inizialmente un diverso scopo, ma poi vengono prestati all'arte. L'arte se ne impossessa perché trova ovviamente questi preparati di particolare utilità, e questa è una cosa generale nei secoli, diciamo. Ora, questo materiale era capace di assorbire il 99-96% della luce visibile. Kapoor cosa ha fatto? Ha acquisito i diritti esclusivi per l'uso nell'arte di questo materiale, ovviamente scatenando un putiferio perché gli altri artisti si sentivano esclusi. Bene, questi sono nanotubi, è un po' una variante
del fullerene, del pallone da calcio che abbiamo visto all'inizio, soltanto carbonio, e questo preparato è stato denominato Vanta Black, cioè Vertically Aligned Nanotube Arrays. Va bene, è l'acronimo. E ecco, questo è un foglio di alluminio tutto stropicciato, sul quale è stato applicato il Vanta Black. Bene, cosa vedete? Che assolutamente tutta la stropicciatura è scomparsa perché ha assorbito praticamente tutta la luce e anzi sembra quasi un buco nero. E così, se abbiamo due diciamo, sculture, di cui una dipinta col Vanta Black, mentre quella di destra ovviamente con la luce ha una fisionomia ben precisa, quella di sinistra appare completamente piatta perché la luce, questo pigmento ha assorbito completamente la luce. Quindi, in definitiva, questo Vanta Black ha la capacità di rendere in qualche modo tridimensionale gli oggetti completamente piatti, dando un'idea di infinito. Questa è un'esposizione di opere e forse qui non si vede benissimo, ma applicato a una parete sembra un buco, uno ha la tentazione di infilarci una mano perché sembra proprio un vuoto, come pure può sembrare un tombino, un buco se applicato ad una superficie, ad un pavimento. E quindi anche Kapor in definitiva si è un po' inventato, no, chimico nell'utilizzo di questo nero assoluto. Ovviamente ha dato fastidio a tanti, tant'è vero che più tardi quest'altro artista ha sintetizzato un Black 3.0 che assorbe il 99,99% della luce e anche il world's pinkest pink, cioè il rosa più rosa del mondo. E che cosa ha fatto? L'ha messi liberamente in commercio a basso prezzo, tranne che per Kapor, cioè lo potevano acquistare tutti tranne che Kapor. Poi cosa succede effettivamente non ve lo so dire. Marinetti, tutti credo che abbiano sentito parlare di Marinetti, scrittore, drammaturgo, poeta, anche militare nell'epoca, diciamo, anche del fascismo, lì ci manca un 1944, fondatore del movimento futurista. Queste sono due opere, diciamo, che trovate dappertutto del futurismo. Questa è una scultura di Boccioni, che è un altro rappresentante diciamo del futurismo. Ma che cosa c'entra con noi? Beh, che cosa ha detto Marinetti? Ora, il futurismo era un qualcosa che non era soltanto un movimento artistico, ma anche diciamo un movimento politico, un movimento di tendenza, un movimento diciamo a 360 gradi. Dice: crediamo anzitutto necessaria l'abolizione della pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana. Dice: è un alimento che viene in gran parte digerito in bocca e il lavoro di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato, e questo impegna l'individuo e lo stende in definitiva. Beh, non si è limitato a questo, ha detto anche: invitiamo la chimica al dovere di dare presto al corpo le calorie necessarie mediante equivalenti nutritivi gratuiti di Stato in polvere o pillole, composti albuminoidi, grassi sintetici e vitamine. Ma anche no, tipo limitati a scarabocchiare un foglio di carta, non a dire queste scemenze. Eppure purtroppo ci siamo, perché non c'entra adesso con l'argomento principale, ma abbiamo a che fare purtroppo col cibo stampato. Carne stampata, si usano le stampanti 3D, partendo da proteine vegetali, quindi è carne vegana, oppure, e questi sono siti da cui con video che mostrano anche il procedimento, tu hai un software e puoi impostare ovviamente quello che fa la stampante 3D, puoi impostare tutti i parametri possibili, quindi anche credo
diciamo lo spessore, ma qualsiasi parametro fisico che possa essere poi evidente in questa carne stampata. Vegana perché proteine vegetali? Beh, non dobbiamo però avere troppa paura, perché abbiamo anche la carne sintetica o coltivata, prodotta in laboratorio, estraendo cellule staminali dai muscoli di animali adulti oppure pluripotenti da embrioni animali. Bene, cioè saremo costretti a mangiare questa roba? Cioè saremo costretti in qualche modo a seguire quello che il diktat di quel futurista di un secolo fa in pratica? Beh, io spero di no. Spero di continuare a mangiare della carne, e se ho voglia di verdura mi prendo la verdura. Chimici o artisti? Beh, possiamo parlare di artisti anche chimici. Ecco, se quella che abbiamo visto prima era la tavolozza di Mendeleev, questa è la tavola periodica, una delle tante forme della tavola periodica distribuita dalla Zanichelli moderna. Gli elementi sono 118 ormai, l'ultimo là in fondo è l'Oganesson con numero atomico 118, è l'elemento più pesante. Gli ultimi sono tutti comunque elementi artificiali, elementi che derivano da processi di decadimento radioattivo e che durano anche millisecondi, quindi è difficilissimo individuarli e isolarli. Ma diciamo, mi serve soltanto per introdurre quella che invece è la prima tavola periodica, 1869, 63 elementi, ad opera di, ovviamente, Mendeleev. Ci sono dei buchi, adesso è messa in maniera diversa da come sono messe le tavole periodiche oggi, ci sono dei buchi perché Mendeleev, con la sua arte, diciamo, con la sua capacità di previsione, con la sua conoscenza di quello che poteva essere allora la chimica, aveva previsto che quei buchi dovevano essere riempiti da elementi che al momento non erano noti, non erano stati isolati. Queste sono due immagini filateliche, a me piace la filatelia, quindi immagini filateliche che ritraggono Mendeleev. Ma non mi interessa tanto Mendeleev perché, diciamo, chimico è e chimico rimane. Mi interessa questo personaggio, amico carissimo di Mendeleev, che accompagna Mendeleev al primo congresso internazionale dei chimici a Karlsruhe nel 1860. Qualcuno riconosce? Così può aver visto qualche immagine, no? È Borodin. E chi è Borodin? Come è noto Borodin? Come musicista, compositore, ma era un chimico. E diciamo, è noto per le sue sinfonie, per i quartetti d'archi, per le danze polovesiane, per il poema Nelle steppe dell'Asia centrale, per l'opera Principe Igor, un po' travagliata e incompiuta in effetti. E il problema è che era un chimico, ma la chimica non gli bastava per sbarcare il lunario, quindi diciamo, doveva dedicarsi per forza anche scusate, il contrario, cioè la musica non gli bastava per sbarcare il lunario, quindi era un chimico e lo sbarcava ovviamente con la chimica, però per questo accompagna Mendeleev al congresso di Karlsruhe. E poi Primo Levi, che ovviamente non possiamo non conoscere. Scrivo perché sono un chimico e tra una vastissima opera letteraria di Levi, a parte diciamo Se questo è un uomo per esempio, ma ce ne sono tantissime opere letterarie, a me piace ricordare per la natura diciamo il sistema periodico che è diviso in 21 capitoli, ognuno dei quali ha il nome di un elemento chimico e si rifà a un episodio preciso della sua vita che in qualche modo riguarda quell'elemento. Cioè
Scrivo perché sono un chimico vuole anche dire sono qui e quindi scrivo perché la mia chimica mi ha salvato da Auschwitz, perché è internato nel campo di concentramento, date le sue conoscenze in chimica, non ha fatto la trafila di tanti altri poveri disgraziati, ma è stato messo in un laboratorio, quindi ha potuto cibarsi, vivere in una maniera relativamente umana ed è sopravvissuto. E quindi ha potuto poi mettersi a scrivere. Essenzialmente lo conosciamo come scrittore più che come chimico. E voglio ricordare, mi piace ricordare questo estratto del capitolo del sistema periodico relativo all'atomo di carbonio. È un estratto che abbiamo curato insieme alla società, come dipartimento, insieme alla Società Chimica Italiana un po' di anni fa, ovviamente col permesso dell'Inaudi, che è l'editrice del sistema periodico, e con una prefazione di Piero Angela e con una grafica bellissima di una grafica che appunto ci ha fornito dei disegni bellissimi. Cosa dice il viaggio dell'atomo di carbonio? In definitiva, il principio è nulla si crea, nulla si distrugge, no? Quindi descrive il viaggio che può fare un atomo di carbonio che parte da una sua natura minerale, come carbonato di calcio, e che per ovviamente l'uso che si può fare, diciamo, di questo minerale viene ad un certo punto picconato. Viene picconato e diciamo, questo carbonato viene arrostito in un forno e come dice Levi, si stacca, diciamo, dalla gabbia in cui era custodito come carbonato di calcio e insieme ai suoi due compagni di viaggio, cioè 2 atomi di ossigeno, se ne va per l'aria. Ora l'anidride carbonica è, diciamo, forse borderline tra l'inorganico e l'organico, però nel suo viaggio, ora che velocizzo, quindi non vi indico tutte le tappe, nel suo viaggio arriva qui. Questa è l'anidride carbonica, dice Levi, viene inchiodata da un raggio di luce su una foglia di vite in questo caso, ma comunque su una foglia verde, e insieme a molecole d'acqua, per azione della clorofilla che fa da catalizzatore, a parte diciamo la luce, perché la reazione è una reazione fotochimica, genera ossigeno e glucosio. E questa è la fotosintesi clorofilliana, ovviamente. E il glucosio è la principale fonte di energia della vita, quindi dell'uomo anche. Ora, il glucosio può essere indicato come questa, diciamo, serie aperta di atomi, di 6 atomi di carbonio, oppure con questa struttura ciclica, oppure in maniera un pochino più corrispondente a quella che è effettivamente la geometria del glucosio, sempre come forma ciclica in questo modo. È l'espressione più corretta, che si avvicina di più a quella che è effettivamente diciamo, la struttura tridimensionale del glucosio, e dice Levi, se poi qualcuno volesse proprio sapere perché un anello e perché esagonale e perché solubile in acqua, ebbene si dia pace. Queste sono tra le non molte domande a cui la nostra dottrina sa rispondere con un discorso persuasivo, accessibile a tutti, ma fuori luogo qui. Quindi se volete 2 orette ce la facciamo a spiegare, dobbiamo chiudere. Vado velocemente a chimici, diciamo a chimici anche artisti. Gerassi è in pratica l'inventore della pillola anticoncezionale, cioè ha messo a punto un metodo semplice per la sintesi del progesterone e soprattutto ha modificato poi il progesterone che non è distribuibile oralmente in qualcosa che invece resiste diciamo all'apparato digestivo e che
diciamo, è un componente della pillola anticoncezionale. Ha scritto un sacco di opere letterarie, anche drammi. Ho evidenziato Ossigeno perché adesso lo vedremo nella diapositiva successiva, e in pratica in queste sue opere tratta temi come competizione tra gli scienziati, necessità della priorità delle scoperte scientifiche, anche quando si rischia di essere immorali, le conseguenze problematiche delle nuove scoperte e, ultimo ma non di minore importanza, il ruolo delle donne nella ricerca e nella scienza. Ora, Ossigeno perché? Perché Ossigeno è scritto a quattro mani con un altro personaggio importantissimo nel panorama della chimica. Gerassi è mancato qualche anno fa, 9 anni fa. Il Hoffman invece è tuttora in vita, premio Nobel per la chimica insieme ad un ricercatore giapponese nel 1881 per teorie sviluppate indipendentemente riguardanti il corso delle reazioni chimiche. Scrive insieme a Gerassi Ossigeno, ma scrive anche altre cose, per esempio la chimica allo specchio, come pensa un chimico, e se si può, si deve. E questa è l'opera che mi interessa. È la traduzione in pratica del titolo inglese Should We? Bene, di cosa si parla velocemente? Questo chimico di origine tedesca si toglie la vita dopo aver scoperto che un gruppo di terroristi ha utilizzato una neurotossina di sua invenzione per commettere un genocidio. E in questa opera teatrale, sono 29 scene, ci sono la figlia Katie, che è di opinioni completamente diverse, come vedremo, dal padre, la moglie, ovviamente la vedova di Frederick, Giulia, e poi il partner Stefan. Ora, mi piace che leggiamo insieme qualcosa di una di queste scene. Katie, la figlia, come se noi scienziati fossimo responsabili di ciò che non va nel mondo. D'accordo, non l'hai fatto, dice Giulia, lo so, ma voi avete dato loro gli esplosivi al plastico e questa tossina, il gas Zyklon, per i campi di sterminio. Katie, ma non possiamo essere incolpati per ciò che i pazzi fanno con ciò che inventiamo. Giulia, ma quando qualcosa va storto, quando viene usato per uccidere, te ne lavi semplicemente le mani, è un abuso, dici? Non sono affari miei. Ecco, questa è un'espressione altamente etica di quella che dovrebbe essere, no, la coscienza dello scienziato. Cioè, se si può, se sono nel potere di fare qualcosa e penso che questo qualcosa possa essere dannoso, lo devo fare? Questo è il grande interrogativo, no? E allora qui abbiamo diciamo, la chimica e l'arte strettamente connesse, ma queste produzioni artistiche sviluppano anche un discorso etico, morale su quello che è il ruolo dello scienziato. Tante cose oggi noi abbiamo di fronte, manipolazioni genetiche per esempio, maternità surrogata, ma non voglio entrare adesso in questi argomenti, si possono fare, si potranno fare in futuro tante altre cose e dobbiamo proprio farle? Dobbiamo proprio rovinarci l'esistenza? E questo è il messaggio che l'arte trattata in questo modo dà anche diciamo allo scienziato in genere, al chimico in particolare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie veramente per questo excursus che ci hai fatto fare. Siamo partiti dalle molecole antropomorfe, siamo finiti al blu, no, cos'è? Nero intenso, nero che più nero non si può dire, nero assoluto, per finire su questi argomenti che sicuramente ci toccano tutti molto da vicino. Avete qualche domanda? C'è tempo, però domando tu chiaramente qualche domanda. Volevo fare una domanda seria, però prima le faccio un racconto personale. Quando qualche anno fa volevo far bella figura con le ragazze, preparavo una spaghettata, la chiamavo Blu Notte. Col blu di metilene funzionava benissimo, veniva una bellissima spaghettata. Ma no, la domanda seria è questa. Lei ha citato il solfuro di cadmio, che è uno dei materiali che viene usato per il fotovoltaico.
non in Europa, in America va alla grande. È tossico, perché ancora io non l'ho capito. Il solfuro di carbio è tossico. Si può scindere se è nell'ambiente, perché è un po' No, non Non credo che abbia una volatilità molto bassa. in incendio Tutti- però, Beh, questo sì, senz'altro. perché il fotovoltaico a volte piglia fuoco, Senz'altro. non è che... Ho capito. Sì, sì, ma Vabbè. è come metallo, ma tanti, non tutti gli orbitati, ma anche altri, vanadio per esempio, Ah, beh, certo, ma certo. anche il manganese non è poi così innocuo, amichevole per l'uomo. E il tellurio? No, Tellurio, selenio, ma si usano no, anche... ci sono le Noi patate al usiamo. selenio, cioè il Ma dai. tellurio forse non è così tossico. Comunque. Poi non sono un tuttologo, quindi non ho informazioni più specifiche. Vabbè. Altre domande? C'era qualche altra domanda? Grazie, è stato estremamente interessante, ho imparato anche alcune cose che non conoscevo, però mi hai riportato indietro nel tempo, perché io ho iniziato come biologo nel campo dell'istologia. E allora colorare le cellule, colorare gli organelli all'interno delle cellule, eccetera, si usavano delle sostanze che erano sostanze chimiche di origine organica. La colorazione tipica che si fa ancora adesso dell'ematossilina e osina, l'ematossilina era estratta dall'ematoxilo, che era una pianta. Di estrazione, non di Di estrazione. Poi dopo è cambiato, però si creò allora proprio con i prodotti di sintesi chimica, una scienza che si chiamava istochimica, di cui abbiamo avuto grandi rappresentanti in Italia, Maffo Vialli, per esempio, all'Università di Pavia, e che poi si è persa perché ovviamente le tecniche sono cambiate, si sono raffinate, eccetera, però questo inizio, molte cose noi le abbiamo imparate proprio usando queste sostanze della cellula, dei tessuti, usando queste sostanze. Grazie, complimenti. Grazie. Altre domande? Commenti? È affascinante anche il rapporto tra chimica e architettura, perché per esempio Fullerene viene da Buckminster Fuller, che era un imprenditore appassionato di architettura che aveva immaginato questa forma per un'utopia architettonica della copertura a bolle. A fine settembre è morto un architetto israeliano che però ha lavorato in altri tempi anche per paesi arabi, Zvi Eker, le cui molte delle sue costruzioni sono ispirate direttamente da modelli strutturali chimici. Grazie, questo è qualcosa che non conoscevo. Il Fullerene è anche chiamato Buckyball, proprio Buckminster Fuller, dal nome di questo architetto. Buckminster Fullerene, infatti il vero nome del Buckyball. Quindi. Ah, sì. Sì. Bene, direi che a questo punto, se non ci sono altre domande, non vedo altre domande, allora possiamo ringraziare ancora una volta il professor Petrillo. È stato veramente affascinante quanto abbiamo imparato oggi. In particolare i colori affascinano sempre, ma non solo, come si è visto anche dalle domande fatte. Grazie ancora a tutti. Vi devo dire però cosa ci sarà la prossima. Allora, la prossima lunedì 22 aprile alle 17 ci sarà Claudio Ferrari, accademico dell'Università di Studi di Genova, che terrà questa conferenza, il ruolo del canale di Suez nella navigazione commerciale. Mi sembra piuttosto importante vista la situazione attuale del canale di Suez. Arrivederci a tutti. Grazie.